Ma c'era questo dentro, c'era? C'era tutto. Questo c'era? C'era il Crystal, c'era il Crystal. Oh, ma stavate... Oh, dimmi una cosa, com'era il carcere? Stavate sempre chiusi oppure un casino? Un'ora d'aria. Ma mi ricordo, amico mio, che dissi al mio amico l'ultimo giorno, amico mio, o esco o mi taglio le vene. Oppure mi fai arrivare tramite i tuoi amici dalle mura il Crystal Met, il Crystal. Ok. Ok, vi giuro ragazzi che ho studiato tutti i modi per evadere, il modo migliore No. Andrea, ma mi dici proprio dov'è che paese era il carcere dove stavi tu, scusami? 4 carceri ho cambiato. Dresda, 4 carceri? Dresda, Schul, Norimberga e vabbè, tu lo sai quando si esce dopo cosa si fa, no? La prima cosa che devi fare, no? A parte comunque abbracciare la famiglia e tutte le persone care che ti sono state vicine, perché dopo quando sei in carcere, sai come no, fuori sono tutti amici, poi sono poche le persone che ti pensano quando stai dentro, e chi ti pensa quando stai dentro vale più di tutti quanti, ricordatelo sempre. Anche se ti manda una semplice lettera, perché quando stai in carcere e ti mandano una lettera, a me mi tremava il cuore. Perché quando sei dentro, ti spiego, quando tu lo sai, tu ci sei passato, quando sei dentro le emozioni, tutto ti si blocca, diventi freddo, rigido, non sei più comunque una persona che prova emozioni. Sei come un topo, ragazzi. Sei come un topo braccato proprio. Sì. Ragazzi, non si mangiava niente, il pane secco del tè, prendevo il tè, però un giorno volevo mangiare un passero morto, pensate, però vi dico una cosa, devo dire che loro avevano già capito che io ero mister cocaina. Che mi si sta scaricando il telefono. Eccomi, c'ho il 5%, ma ci siamo. Mi stavi dicendo? Se io prima ti apprezzavo 100, ora ti apprezzo 1.000.000. Veramente, sei una persona onestissima e questo io ti vedo molto. E io nelle dirette che le voglio fare, voglio dare spazio a gente intelligente che ha un messaggio anche di vita. E quando tu dici, lo sai come sono fatto, Andrea? A me o mi ami o mi odi. Io sono una persona diretta, spontanea. Se mi stento il cazzo te lo dico, lo sai già. Abbiamo avuto qualche piccola discussione, sai come la penso. Io dal carcere ti posso dire che tu sei un grande, tu sei un fratello vero. Guarda, grande. I carcerati sono grazie Andrea, grazie. Io ho fortissimi amici del Kurdistan, dell'Iran, ma gente di cuore. Oggi, quando io me ne andai, il mio caro amico mi diceva: perché te ne vai, Andrea? Mi devi dare la margarina per simpatia. Mi ha fatto una pena, io ho detto: guarda, io farò di tutto per tirarti fuori, perché veramente è gente che non ha un cazzo e ti dà, mi dava la metà di quello che lui aveva, ti rendi conto? Guarda, certo, perché dentro veramente si patisce la fame, quindi quel poco che c'hai magari lo dividi con qualcun altro, perché nella sofferenza hai bisogno anche di una compagnia, di qualcuno che ti appoggia pure, capite? Quindi c'è tanta complicità e tanto rispetto che magari quando sei fuori non c'è in poche persone che ti vogliono bene, hai capito? È un'altra vita. Però adesso basta parlare di calcio, perché adesso sei uscito, sei libero, adesso fatti una bella trombata, mi raccomando. Oh, Dipre, ma te la sei fatta? Dipre, ma te la sei fatta una sega col giornaletto? Ma te la sei fatta una sega col giornaletto porno in carcere? Dimmi la verità. Come te la sei fatta? Te la sei fatta la sega col giornaletto porno? Te la sei fatta? Allora, ti spiego subito. Allora, ho fatto con la protestante, con una poliziotta che mi ha dato 2 giornali porno, incredibile. Oh, ti prego, ti dico una cosa, ti prego, quando passava l'infermiera col carrello a dare le medicine, mamma mia le seghe che mi facevo, fra. È 3 anni che non trombavo. Di 8 prendevo, ma la sera alle 3 di notte mi svegliavo puntualmente per segarmi su Sport One. Il duplaismo! Già mi fai morire, mi fai. Ma vabbè, per il resto tutto a posto, sì. Guarda, Tigre, ti ammiro tantissimo perché sei una persona di cuore e capisci questi meccanismi. Lo capisco, ma certo che ti capisco. A me, e qui chiudo, a me, la gente, io vedo gente, guarda, gente corrono in giro verso invidiate mete fatte di niente. Lo so. Tu devi pensare soltanto a te stesso e alle persone che ti vogliono bene. Ma adesso fai una cosa, fatti una bella